Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera Vianello. Allora io partirei mettendo subito i piedi nel piatto perché Gian Antonio D'Arè ha definito cretino Salvini, ha detto il cretino va cacciato via, è stato un intervento, dichiarazioni durissime, mai sentito D'Arè esprimersi con questi toni. Dell'europarlamentare vittoriese Gian Antonio D'Arè, non nuovo in realtà, critiche aperte al leader Matteo Salvini. Ma dopo il voto in Sardegna e pronosticando per la Lega alle europee di giugno un risicato 5,5%, D'Arè la mette giù così: o il cretino se ne va con le buone o andiamo tutti a Milano in via Bellerio e lo cacciamo con le cattive. Gli imprenditori chiedono stabilità, no? Certo. Governi stabili, vogliono un clima favorevole alla crescita economica. Certo. Voi come vedete questo momento in Veneto? Allora Francesco Vianello, prima il Veneto? Ma secondo me, direttore, qui siamo alla resa dei conti finale, nel senso che il grande bluff è stato svelato, cioè il popolo veneto ha capito finalmente che né alla Lega né al governo interessa assolutamente nulla dell'autonomia. Infatti basti pensare a quello che è successo il mese scorso, no? Nel mese di gennaio, con l'approvazione del decreto di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Quella votazione rappresenta semplicemente uno specchietto delle allodole da sventolare beffardamente in faccia al popolo veneto per confonderlo e disorientarlo in previsione delle prossime elezioni europee. La Lega non si capisce più cosa sia questo partito guidato da Salvini. Staremo a vedere adesso cosa succede. Molti esponenti della Lega stessa, mi sembra, hanno parlato della necessità di fare una riflessione. Beh, perdonatemi, ma prima il Veneto, punto, quella riflessione e quella scelta di posizione l'aveva già fatta nel lontano 2014. Infatti, prima il Veneto è rimasto fedele e coerente a quel principio di libertà e di autodeterminazione del popolo veneto. Noi siamo un movimento veneto indipendentista, noi continuiamo a chiedere l'indipendenza. Mi sembra che la Lega invece nel corso di questi 35 anni abbia subito delle profondissime trasformazioni. Nasce come movimento di protesta antisistema e quindi fisiologicamente avrebbe dovuto collocarsi all'opposizione, poi entra nei governi, si parla di secessione, poi si parla di federalismo, poi si parla di autonomia, adesso mi sembra che si parla di unità nazionale praticamente. Cioè, io credo che comunque il popolo veneto abbia capito, ok? Che gli unici rappresentanti delle istanze locali e quindi i sindacati del territorio siano i movimenti rimasti fedeli al concetto di indipendentismo. Ce ne sono tanti, per carità, io qui ho l'onore di rappresentare prima il Veneto, punto, e quindi faccio questo appello all'elettorato. Non fatevi ingannare ancora, non vogliono l'autonomia, non la vogliono e non ve la daranno mai. Il processo autonomista è destinato a diventare la pallina nel gioco del flipper, sballottato di qua e di là fra decine di commissioni ed enti, coinvolgendo prima il Senato, poi la Camera, poi il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e tutte le regioni, no? Proprio tutte le regioni, anche a quelli che non ha chiesto l'autonomia, chissà perché, e poi il tutto resterà subordinato alla definizione e all'impossibile finanziamento dei livelli essenziali di prestazione. Una cosa paradossale, le regioni che non hanno chiesto l'autonomia corrono il rischio di ricevere un oceano di soldi, ancor più di quelli che hanno ricevuto fino adesso. Concludo brevemente sul concetto del doppio mandato. Noi da sempre siamo schifati da questo modo di fare politica e credo che anche la gente a casa sia schifata da questa politica e soprattutto da questa legge elettorale che consente ai segretari di partito di nominare delle liste di sconosciuti,
sconosciuti, professionisti della poltrona, cioè gente che non ha mai lavorato in vita sua, d'accordo? E che invitiamo invece a telefonare a qualche agenzia di collocamento. Noi non siamo così. Noi di Prima il Veneto non siamo così, siamo lavoratori, imprenditori e intellettuali che uno stipendio ce l'abbiamo. Cioè, o siamo assunti dallo Stato o siamo assunti da un privato o sono liberi professionisti, per cui non abbiamo assolutamente la necessità di rincorrere a tutti i costi una poltrona e uno stipendio, prima come consigliere, poi come assessore, poi come deputato, poi in un'altra commissione, per decine di anni. A un certo punto, secondo me, bisogna anche fare un passo indietro. Dopo una o due esperienze come amministratore locale, fai un passo indietro, puoi continuare a fare politica tranquillamente anche all'interno del tuo partito. Rimani dentro il tuo partito, fai il segretario, fai il tesoriere, fai il responsabile della comunicazione, fai quello che scrive i comunicati, che traccia una linea ideologica al partito, ma non è necessario che ti vadi per 10, 15, 20 anni a ciappare stipendio. Grazie, direttore. Sì, ma Vianello, grazie. È stato un omicidio premeditato da quest'uomo, il paese ovviamente è sotto shock, sarà lutto cittadino per i funerali di questa 41enne che lascia una figlia di 15 anni che ha perso la mamma e ha perso anche il padre. Ecco, Vianello. È una società psicopatica ormai, cioè, dove ci sono dei deliri collettivi e narcisistici. Poi qualcuno ha parlato della scuola, la scuola è stata smantellata, ogni governo ha dato la sua picconata per distruggere, dare il suo contributo per smontare la scuola e smontare la cultura. Basti vedere a cosa diamo importanza nelle nostre giornate, nella nostra vita quotidiana. La cultura non gliene frega più niente a nessuno. Non gliene frega assolutamente niente. Se voi vedete il tempo che viene trascorso con i telefoni in mano, è stata fatta una statistica, mi sembra in Inghilterra, che gli adolescenti di oggi trascorrono mediamente 9 ore al giorno, 9 ore al giorno con gli occhi incollati su questo schermo. Io ovunque vada, nei bar, nei ristoranti, allo stadio. Ieri sera ero allo stadio, sentivo urlare dietro di me, io mi stavo guardando tranquillamente la partita del Venezia assieme a mio papà, dietro di me c'erano dei ragazzini che stavano giocando a videogiochi durante la partita di calcio allo stadio. Cioè una cosa allucinante, ormai cioè, non ti concentri su nulla di reale, senza il telefono non riescono a vivere. Non riescono a stare 30 secondi senza vedere le notifiche del telefono. Purtroppo poi questi comportamenti qui che vediamo, no, di questi uomini pazzi che vanno fuori di testa perché non sono abituati da un'educazione ad accettare i fallimenti. Molte volte purtroppo nella vita si sta a galla perché si riesce ad accettare i fallimenti ai quali tutti quanti inevitabilmente o nel lavoro o negli affetti o cioè, bisogna imparare a gestire i fallimenti prima di tutto nella vita per poi magari aspirare a qualcosa di più, aspirare a delle vittorie. Però io credo che qui veramente sia urgente, perché vedo che gli appelli non bastano. Noi siamo qua che ripetiamo da settimane, da anni gli stessi appelli, non bastano. Qui bisogna che ci sia un intervento degli specialisti, psicologi, okay, e psichiatri devono intervenire, devono essere chiamati in causa. La società ha bisogno del loro aiuto. Allora, grazie. Io direi di chiudere per prima il Veneto, Francesco Vianello. Grazie. Buon Capodanno Veneto. Grazie Vianello.